Amici di Verde a Nord-Est, ben trovati, apertura qui a Treviso nella splendida cornice di Piazza dei Signori per festeggiare un anniversario importante, l'8° anniversario della casatella trevigiana DOP. Allora, un formaggio davvero buono, un formaggio che ha una storia, una tradizione. Ne parliamo con Moreno Tomasoni, che è vicepresidente del consorzio della casatella DOP. Benvenuto Tomasoni. Allora, che formaggio è la casatella, per chi non lo conoscesse? La casatella trevigiana DOP è un formaggio fresco, formaggio che si presta al consumo di grandi e piccoli, perché comunque è un formaggio fresco, è un formaggio comunque dolce, è un formaggio che si può tranquillamente abbinare a tantissime pietanze, a tantissimi piatti, sia da colazione a fine pasto. Allora, è l'8° anniversario, un bel compleanno, ma la tradizione della casatella è ben più antica. Sì, la tradizione casatella risale ancora negli anni 50, ossia nelle famiglie gli agricoltori si facevano il formaggio in casa, facevano questa casatella che era più una caserina che la casatella. Diciamo dagli anni 50-60 là. Ora mio padre è uno dei fondatori, tra l'altro, della casatella trevigiana DOP, la casatella di oggi, diciamo la casatella morbida, cremosa, una casatella, un prodotto appunto che soprattutto i bambini la mangiano ben volentieri. E poi si è deciso di intraprendere questo cammino fino ad arrivare alla DOP. Esatto, ancora nel 2008. È stato ancora nel 90-92 è cominciato intraprendere questo cammino per vedere di avere la riconoscenza della casatella DOP e finalmente nel 2008 siamo riusciti ad avere il riconoscimento dalla Comunità Europea di questo prodotto tipico del territorio e che comunque, voglio anche precisare, è un prodotto che comunque deve essere fatto con latte della provincia di Treviso. Gli agricoltori devono essere della provincia di Treviso e anche i caseifici devono essere della provincia di Treviso, dunque è un prodotto locale e soprattutto in questo momento di crisi che c'è bisogna cercare di valorizzare i nostri prodotti del territorio per cercare di dare una mano anche ai nostri agricoltori. Come riconoscere la vera casatella DOP? La casatella DOP si riconosce rispetto allo stracchino o altri formaggi tipici proprio per la sua caratteristica di dolcezza, morbido, un prodotto morbido, dolce e che appunto, come ripeto, è un prodotto che si presta e va mangiato fresco, è il prodotto che va mangiato fresco. C'è anche un marchio sulla confezione? Sì, si riconosce soprattutto dal marchio DOP, casatella trevigiana DOP, che è la caratteristica appunto del prodotto della provincia di Treviso. Abbiamo salutato Moreno Tomasoni, ci ha raggiunto ai nostri microfoni Terenzio Borga, presidente di Aprolav. Benvenuto presidente. Allora, un bel compleanno questo per la casatella DOP. Esatto, Tomasoni è quello che produce la casatella, io sono quello che produco il latte per la casatella, quindi adesso sentiamo la voce dei produttori. Allora, latte sicuramente trevigiano e del territorio. Soprattutto con un disciplinare molto rigido che prevede che le vacche vadano alimentate col 95% dei prodotti della provincia di Treviso, quindi anche i foraggi devono essere trevigiani DOP. E credo che questa qua sia un'intuizione che è stata portata avanti da Aprolav, da Bruno Bernardi, Innocente e quanti altri, in momenti nei quali non potevamo immaginare che adesso saremo nella crisi nella quale siamo. Dover combattere tutti i giorni, la nostra qualità deve combattere tutti i prodotti che stanno arrivando dall'estero in una maniera veramente invasiva. Prodotti della qualità non è che noi andiamo a discutere, ma non possiamo immaginare che un formaggio possa costare 1,70 euro, 1,80 euro, non possiamo immaginare che una mozzarella possa costare meno di 3 euro, per cui lascio immaginare al consumatore quando va a fare la spesa che faccia anche una riflessione su quello che deve o non deve acquistare. Allora, è un momento difficile, lo dicevamo, ed è giusto far sapere ai consumatori che si chiede il giusto reddito ai produttori proprio perché
un disciplinare impone determinate regole che vanno rispettate, sono regole che vanno sicuramente incontro alla salute dei consumatori. Credo che il Veneto la scelta l'abbia già fatta da tempo, il 68% del nostro latte va a formaggi DOP, altro 24% va a formaggi di pregio, quindi mi viene in mente tutte le tipicità che abbiamo, quindi credo che il Veneto la scelta l'abbia già fatta a favore del consumatore. Il 92% del latte veneto va a prodotti di alta qualità. Credo che la giusta risposta la dobbiamo avere noi allevatori, la dobbiamo avere i caseifici che trasformano il nostro prodotto, perché non sono sicuramente da noi quei caseifici massali che ci sono al nord, che fanno un unico prodotto con un'unica destinazione, alla fine uguale per tutti, perché non hanno tipicità, non vogliono la nostra qualità, perché alla fine non è che stanno venendo qua per distruggere le nostre aziende, stanno venendo qua per distruggere la qualità veneta, la qualità nazionale italiana. Un messaggio chiaro ai nostri amici da casa, che sono i consumatori, quando vanno ad acquistare al banco dei formaggi, che cosa devono controllare? Devono controllare prima che sia la DOP, Casatella Trevigiana DOP, ma tutti i formaggi DOP hanno la garanzia, garantiti dal CSQA nel caso dei nostri prodotti. CSQA, l'ente certificatore, che non è mai stato coinvolto da scandali, facciamo pesare anche questo, cioè la qualità italiana, la qualità veneta deve avere la sua giusta remunerazione, perché è una filiera dal produttore al consumatore stesso. Grazie a Terenzio Borga, presidente di Aprolav.